Cosa è meglio? Cosa è veramente meglio? La saggezza sta anche nel dare valore alle cose giuste. Come si misura una persona? È la ricchezza, ovvero ciò che possiede, oppure è meglio la povertà? Cos'è veramente giusto? È un concetto che cammina in tutte le scritture. Anche Gesù riscrive il concetto di ciò che è meglio, laddove altri avrebbero fallito. Per esempio, beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. E sono coloro che si sentono poveri nello spirito, prendendo coscienza di ciò che manca nelle loro vite, per andare a cercare ciò che le rendono complete, ricche. Possiamo anche dire migliori. Il concetto di povertà e di ricchezza cammina in tutto il libro dei Proverbi. Forse è uno dei temi più significativi. A quale anello però questi temi saranno agganciati, come se fossero dei vagoni per una locomotiva, ad un unico anello, quello del timore del Signore. Proverbi 19:23: il timore del Signore conduce alla vita, chi là si sazia e passa la notte senza essere visitato dal male. Chi là si sazia. Il concetto della sazietà tutti lo conosciamo. È anche un appagamento perché soddisfiamo uno dei bisogni primari, essenziali alla vita. Eppure possiamo anche saziarci di altro, di quel timore di Dio che ci autorizza a poter dire a ciascuno di noi: ho fatto quello che dovevo, ora posso riposare. Cos'è meglio per te e per tutti noi? Quel timore, possedere quel bene da parte di Dio, non solo sazia, ma libera da situazioni che ci fanno perdere anche il sonno. E se siamo sinceri, lo abbiamo perso tante volte, forse anche questa sera potrebbe essere una notte impegnata. Questa non è vita, lo abbiamo detto, o forse ascoltato quando invece Dio propone la vita, abitare la vita, vivendo una relazione sorprendente, quella nel timore di Dio. Un benvenuto allo studio del venerdì con Proverbi 19 che leggeremo insieme. Dalla parola del Signore: meglio un povero che cammina nella sua integrità che chi è perverso di labbra è anche stolto. Lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Chi cammina in fretta sbaglia strada. La stoltezza dell'uomo ne perverte la via, ma il suo cuore si irrita contro il Signore. Le ricchezze procurano gran numero di amici, ma il povero è abbandonato anche dal suo compagno. Il falso testimone non rimarrà impunito. Chi spaccia menzogne non avrà scampo. Molti corteggiano l'uomo generoso, tutti sono amici dell'uomo che offre regali. Tutti i fratelli del povero lo odiano, quanto più gli amici suoi si allontaneranno da lui. Egli li supplica con le parole, ma già sono scomparsi. Chi acquista senno ama se stesso, e chi serba con cura la prudenza troverà del bene. Il falso testimone non rimarrà impunito, e chi spaccia menzogne perirà. Vivere nel lusso non si addice allo stolto, quanto meno si addice allo schiavo dominare sui principi. Il senno rende l'uomo lento all'ira, ed egli considera un suo onore passare sopra le offese. L'ira del re è come il ruggito di un leone, ma il suo favore è come rugiada sull'erba. Un figlio stolto è una grande sciagura per suo padre, e le risse di una moglie sono il gocciolare continuo di un tetto. Casa e ricchezze sono un'eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore.
La pigrizia fa cadere nel torpore e la persona indolente patirà la fame. Chi osserva il precetto preserva la sua vita, ma chi non si dà pensiero della propria condotta morrà. Chi ha pietà del povero presta al Signore che egli contraccambierà l'opera buona. Castiga tuo figlio mentre c'è ancora speranza, ma non lasciarti andare fino a farlo morire. L'uomo dalla collera violenta deve essere punito, perché se lo liberi dovrai tornare da capo. Ascolta il consiglio e ricevi l'istruzione, affinché tu diventi saggio per il resto della vita. Ci sono molti disegni nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Ciò che rende caro l'uomo è la bontà, e un povero vale più di un bugiardo. Il timore del Signore conduce alla vita. Chi là si sazia e passa la notte senza essere visitato dal male. Il pigro tuffa la mano nel piatto e non fa neppure tanto da portarla alla bocca. Percuoti il beffardo e l'ingenuo diventerà prudente. Riprendi l'intelligente e imparerà la scienza. Il figlio che fa vergogna e disonore rovina suo padre e scaccia sua madre. Cessa, figlio mio, d'ascoltare l'istruzione, se ti vuoi allontanare dalle parole della scienza. Il testimone iniquo si burla della giustizia e la bocca degli empi trangugia l'iniquità. I giudici sono stabiliti per i beffardi e le percosse per il dorso degli stolti. Fin qui la parola del Signore. Vogliamo pregare. Signore, insegnaci ad abitare questo mondo. Insegnaci dalla tua parola a discernere il male dal bene o dal bene dal male. Insegnaci a camminare nel tuo timore. Questi proverbi, questi versetti, ognuno di loro esprime uno stile di vita, esprime un comportamento, esprime una verità che proviene dall'esperienza di un uomo saggio. Pertanto che siano questi proverbi, queste massime, a ispirare anche lo studio di questa sera, a darci delle direttive che ci rendono delle persone sagge e belle ai tuoi occhi, Signore. Preghiamo di guidarci, Signore, questa sera, che il tuo Spirito possa essere in mezzo a noi, nel nome di Gesù. Amen. Siamo all'interno del concetto dell'etica. Cosa significa in poche parole? Significa come possiamo vivere in modo pratico e discernere il bene dal male. Ogni nostro comportamento, azione, avrà una ricaduta etica. Quale riferimento avremo per operare, agire nel modo giusto? L'autore Salomone ci aiuta a riconoscere la nostra etica e a classificarla tra il bene e il male. Il nostro successo non dipende da ciò che abbiamo, ma da ciò che facciamo e nel modo in cui lo facciamo. Versetto 1. Meglio un povero che cammina nella sua integrità che chi è perverso di labbra e anche stolto. Meglio un povero che cammina. Il testo usa il termine camminare come metafora della vita che va avanti. La nostra vita va avanti, progredisce. Nel momento in cui possiamo mantenere la parola che abbiamo data e che facciamo scelte indipendentemente dal costo di quelle scelte. Cosa è meglio? Siamo partiti così questa sera con questa domanda. Cosa è meglio? Cosa ci permette di avanzare nel cammino della vita? Il perverso di labbra è colui che definisce una situazione diversa da quella che realmente è. E a volte le nostre parole possono essere perverse nel momento in cui definiamo una situazione oppure una persona per quella che non è. Quale consiglio sul cammino della vita? Lo abbiamo dal versetto 2. Lo zelo senza conoscenza non è cosa buona. Chi cammina in fretta sbaglia strada.
possiamo dirci questa sera: non avere fretta nelle scelte. La fretta non aiuta, anzi ci fa deviare da quel cammino che desideriamo tenere agganciato al timore del Signore e che è un cammino che può produrre buone scelte etiche. Siamo fondamentalmente delle creature responsabili. Abbiamo il dovere e la preoccupazione di gestire ogni momento della nostra vita. Zelo senza conoscenza, cosa significa? È un'affermazione che viene dall'Apostolo Paolo, la troviamo in Romani capitolo 10, versetti da 1 a 4, fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. Io rendo loro testimonianza, infatti, che hanno zelo per Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando, ecco qui, forse una luce che risponde alla nostra domanda, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono. È quel famoso concetto di religiosità che si sostituisce alla grazia non solo come termine, ma quanto come effetto. Il desiderio di chi ama è il bene altrui. L'Apostolo spera e prega per la salvezza di coloro che non credono. Non è solo un concetto, ma si trasforma in un'azione, magari un buon rapporto con una persona con un disagio sociale. Qualche giorno fa siamo stati proprio ad un incontro proteso a recuperare le persone con un disagio sociale. Può essere per esempio un'occasione per salvarlo da quel disagio. È una conoscenza che ci spinge verso l'altro. Lo stesso è con Dio, abbiamo bisogno di conoscerlo prima di agire per avere la capacità di rispondere ai bisogni altrui. Quante opportunità di conoscenza abbiamo? Io ne ho trovate almeno 3. Allora, abbiamo la conoscenza di Dio nella sua parola, è scritto cercatemi ed io vi lascerò trovare. Abbiamo la conoscenza di Cristo crocifisso, quale senso dare a quel sacrificio? Qui si apre quel famoso scenario che la conoscenza viene prima dello zelo. Terzo aspetto, abbiamo la conoscenza di noi stessi, lo dicevano anche i riformatori, nella conoscenza di Dio conosceremo anche noi stessi. Questo significa che impareremo a conoscerci meglio proprio nel momento in cui siamo in relazione con Dio. Quindi una presa di coscienza che siamo esseri decaduti e che hanno bisogno di un incontro per ristabilire una relazione con Lui. Quindi la conoscenza ci porta a riaffermare un triplice dovere che abbiamo verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi. Ama il tuo prossimo come te stesso. Abbiamo bisogno anche di volerci bene. Abbiamo bisogno anche noi di volerci bene. Versetto 3. La stoltezza dell'uomo ne perverte la via, ma il suo cuore si irrita contro il Signore. Chi c'è sulla tua strada? È una domanda. Chi c'è sulla tua strada, te che ci ascolti? Un giorno dei discepoli che piangevano la perdita del loro caro maestro lo hanno incontrato su quella strada. Erano inconsapevoli della sua presenza, perché non lo avevano riconosciuto. Sono i giorni dopo la risurrezione di Gesù, che appariva e si lasciava ancora incontrare. Quella presenza accendeva il loro cuore, le sue parole accendevano i loro desideri, le loro passioni. Lui parlava loro e loro non capivano pienamente quelle parole fino a quando non lo hanno riconosciuto. A volte però non è così. Altri uomini scelgono, attraverso le loro scelte etiche, di non avere questo incontro. Anzi, per la loro stoltezza si irritano contro Dio, bestemmiano Dio. E sapete perché? Perché ogni scelta che non va nella loro direzione, nel come lo avevano pensato, programmato, trovano un solo colpevole.
Non c'è un'ammissione di colpa o un'accettazione critica delle circostanze. Non c'è nessuna presa di coscienza o sbagliato, ma la direzione dei propri errori va verso Dio. Hanno individuato un colpevole e ogni volta che sbagliano lo nominiamo e si discolpano da ogni responsabilità. Questo è un modo di pervertire la nostra via, il nostro cammino. In questo modo detronizziamo Dio dal suo posto, dalle sue funzioni di Signore, continuando a concedersi il suo posto. Sono io Dio, qualche volta abbiamo sentito questo da alcune persone, sono io Dio, e quindi giudico quella situazione bestemmiando il suo nome. È una vera sostituzione. Detronizziamo Dio e ci mettiamo noi. Ecco perché Proverbi 3 dice: la stoltezza dell'uomo ne perverte la via, ma il suo cuore si irrita contro il Signore. Ora vediamo un aspetto che ha a che fare con la ricchezza e con la povertà. Leggendo i versetti 4, 6 e 7. Le ricchezze procurano gran numero di amici, ma il povero è abbandonato anche dal suo compagno. Molti corteggiano l'uomo generoso, tutti sono amici dell'uomo che offre regali. Tutti i fratelli del povero lo odiano. Quanto più gli amici suoi si allontaneranno da lui. Egli li supplica da parole, ma già sono scomparsi. E sono storie di vita, Ogni versetto descrive una storia di vita di qualcuno. Sembra parlare del modo in cui si creano relazioni, nella grande varietà dei ricchi e dei poveri. Alcune potrebbero portare anche dei benefici personali, sì. Altre invece sono necessarie al bene delle persone più disagiate che rischiano l'abbandono relazionale, il ritiro sociale. Alcuni sono anche odiati, nonostante invochino una richiesta di aiuto. Infatti egli li supplica con parole di rimanere, pensate quanto è forte questa richiesta, e per favore rimani, per favore stammi vicino. Ma già quelli se ne sono andati, ovvero non ascoltano nemmeno quelle parole di aiuto. Il mendicare è già una richiesta di aiuto, è già un atto di coraggio che rivela una situazione di degrado e lo status di diserzione sociale. Niente sulla terra è così potente come il denaro. È una forza davanti al quale tutto si inchina. Alcuni ne traggono vantaggi fino a che il denaro circola, ma poi le relazioni crollano nel momento in cui non c'è più il denaro. Un lavoro etico è quello di prenderci cura di coloro che hanno di meno. Forse sono anche isolati dagli altri, cercando di diminuire quel divario che si crea inevitabilmente tra il ricco e il povero. Proverbi 19:11, ancora un altro aspetto che ha a che fare col nostro modo di vivere, di comportarci. Il senno rende l'uomo lento all'ira, ed egli considera un suo onore passare sopra le offese. Lento all'ira. Da chi l'abbiamo sentito questo? Io sono il Signore, il Dio misericordioso. Andiamo in Esodo, andiamo a vedere Esodo 34, versetto 6. Il Signore passò davanti a lui, quindi davanti a Mosè, e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di bontà e fedeltà. Il contesto qual è di questa affermazione di Dio? È il Signore che ristabilisce la sua alleanza, chiedendo a Mosè di scrivere nuovamente la sua legge su tavole di pietra. Riscrivere, perché le altre erano state spezzate. Le prime furono spezzate a causa di un tradimento, le seconde, prima di essere scritte nuovamente, incontrano queste parole in premessa. Il Signore è così, si presenta, misericordioso, pietoso, lento all'ira, ricco di bontà
e benignità. Pertanto il senno rende l'uomo lento all'ira. Significa acquistare quelle virtù che abbiamo visto dal Signore, che prima di scrivere nuovamente quella legge lascia conoscere se stesso, il suo carattere, le sue esigenze. Mi raccomando, le scriveremo di nuovo, ma fate attenzione. La saggezza, il senno è dare il peso giusto alla rabbia. Fa parte della nostra natura, ma è anche una reazione ad un'ingiustizia. Giudichiamo le scelte, ma non le persone. Allora una lentezza nell'azione dell'ira frena l'istinto di vendetta immediata. Si dice un giorno che Platone parlò con il suo servo dicendo queste parole: ti picchierei, ma sono arrabbiato. Ti picchierei, ma sono arrabbiato. Nel senso che mi fermo prima di scaricare la mia ira, la mia collera. Allora anche nelle situazioni in cui possiamo essere legittimati all'ira, possiamo scoprire la virtù di governare noi stessi. Quindi questo è un insegnamento per noi all'autocontrollo, fondamentalmente. Infatti è scritto che chi ha senno considera un suo onore passare sopra le offese, ovvero governare noi stessi è una vera conquista. Uno sguardo anche alle cose che abbiamo e che abbiamo ricevuto per essere istruiti a vivere la continuità. L'aspetto della casa, l'aspetto dei padri e l'aspetto del dono di una moglie. Versetto 14. Casa e ricchezze sono una eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono del Signore. Le case e le ricchezze sono cose buone che provengono dalla generazione precedente, è vero? Ma quello non è nulla se paragonato al dono del Signore, quello della propria moglie. Quindi c'è qui la cultura della continuità da una generazione all'altra. A volte siamo sarcastici, ci sono tante di quelle barzellette sulla donna e sul matrimonio, ma quello che abbiamo ricevuto non è nulla rispetto a ciò che ci viene dato come dono. La domanda per noi potrebbe essere anche questa: interroghiamo Dio per le scelte di questo genere? È Dio al centro delle nostre decisioni? Parliamo di una moglie giudiziosa. Siamo nel campo della funzionalità, della famiglia funzionale, che genera altre famiglie funzionali. Si parla di padri che hanno fatto bene il loro dovere e guarda caso sono coloro che influiscono sulle scelte di quelli che vengono dopo. Allora questa è una buona eredità paterna che favorisce il dono di una buona continuità. Una donna giudiziosa preserva la casa e la ricchezza ricevuta in eredità. Le sue competenze, la sua moralità conservano questi beni ricevuti. Siamo in una cultura dove la donna veniva scelta dalle famiglie per essere moglie. Ora però in una società come la nostra possiamo conservare l'etica, i buoni comportamenti che rendono le famiglie funzionali. Vorrei terminare la nostra riflessione sul senso della vita, ovvero sulla vita che possiamo vivere e come vivere questa vita abbinando due versetti. Il versetto 20 e il 23. Ascolta il consiglio e ricevi l'istruzione affinché tu diventi saggio per il resto della vita. E ancora, versetto 23, il timore del Signore conduce di nuovamente alla vita. Chi là si sazia e passa la notte senza essere visitato dal male per il resto della vita. È di fatto uno sguardo al futuro e tutti vorremmo avere luce in quella direzione. Quello sguardo, quella prospettiva richiede una compagnia. Infatti le indicazioni sono: ascolta il consiglio, come anche ricevi istruzione. L'istruzione serve per regolamentarci, il consiglio serve per applicare ciò che sappiamo, favorito da un confronto. Diventare saggi non è una condizione immediata, richiede tempo ed è sottoposta a tante revisioni, tanti cambiamenti. Si prende coscienza degli errori, si combatte contro la nostra natura. È sempre un lavoro. Infatti è scritto che ci sono piani, progetti che possiamo fare, ma quello del Signore è ciò che sussiste, che rimane stabile. Si parla di successo, tutti ne vorremmo un po', anche per gratificare noi stessi.
per farci sentire importanti. Basterebbe allora, per inseguire questo successo, rimanere legati al Signore nella nostra quotidianità. Una giornata di successo è una giornata nella comunione con Dio. Poi abbiamo visto che il timore del Signore conduce alla vita. Questa è una prospettiva per il presente, mentre quella guardava al futuro, questa guarda al presente. È una conoscenza della vita che scaturisce da una relazione. Cosa ci fa veramente paura? Ci dovremmo chiedere. Allora non sei solo nelle tue paure, perché il timore del Signore conduce alla vita. Tutto quello che rientra in questo stato d'animo ci impedisce di proseguire il cammino, ovvero essere condotti alla vita. Qui entriamo nel campo della nuova nascita, non quella anagrafica, ma quella spirituale, quando nella fede in Gesù Cristo siamo condotti alla vita dalla sua opera di salvezza. Bisogna che nasciate di nuovo, diceva Gesù a qualcuno. Nello stesso tempo anche accompagnati. Chi ha questo dono si sazia e passa la notte senza essere visitato dal male. Una notte, una famiglia di Sodoma o di Gomorra, la famiglia di Lot, venne attaccata dai cittadini della sua stessa città. È una storia che troviamo in Genesi 19. Eppure quella notte, proprio perché avevano accolto degli ospiti nella loro casa, il testo ci dice che erano angeli, ovvero persone mandate da Dio. Quella notte, invece di essere una notte di delirio, fu una notte di salvezza, perché il timore del Signore conduce alla vita. Quella notte sono stati visitati dal male, ma sono stati salvati dal male. Il male è arrivato, ha bussato alla porta, ma non è potuto entrare perché c'erano degli angeli. È il timore del Signore che ci consente di condurre la nostra vita affrontando anche pericoli, situazioni di paura, smarrimento, perché siamo in buona compagnia, come lo erano quegli angeli per la famiglia di Lot. Come concludere guardando alla vita, dato che vogliamo dare uno sprono al presente e fidarci di una vita che va verso il futuro? Potrei anche dirti questo: cosa vorresti chiedere a Dio questa sera? L'autore chiede due cose e vorrei leggerle con voi, Proverbi 30, da 7 a 9. E dice così: io ti ho chiesto due cose, non me le rifiutare prima che io muoia. Allontana da me vanità e parola bugiarda, non darmi né povertà né ricchezze, cibami del pane che mi è necessario, perché io una volta sazio non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure diventato povero non rubi e profani il nome del mio Dio. È una preghiera protesa a non sprecare la vita ed a evitare la menzogna, perché nella sua radice, nel significato più profondo, è una negazione di Dio stesso, che è la fonte della verità, e che quella verità è rivelata nella sua parola. Imparare a chiedere a Dio ciò di cui abbiamo bisogno, perché così fece anche Gesù. Signore, dacci oggi il nostro pane quotidiano, proprio per non dimenticare la provvidenza di Dio. Allora, quando preghiamo intorno alle nostre tavole, non rievochiamo un rito, ma un
allora cerchi questa conoscenza e questa conoscenza ti viene rivelata se la chiedi. Che il Signore ti benedica.